prima di queste semifinali qui al Beach Soccer Cicciano Show abbiamo avuto il concorso di Miss Bikini 2018. Il tutto è stato coordinato, ovviamente realizzato da Essenzia, ma coordinato dall'event manager Antonia Delle Cave, che vanta una carriera nel mondo della bellezza, direi decennale, perché l'abbiamo vista protagonista ovviamente a Miss Italia, ma poi in tante trasmissioni, vero Antonia? Sì. E stasera qua per Miss Bikini che cosa hai fatto? Stasera ho coordinato un pochettino le ragazze, quindi le concorrenti per questo concorso, quindi dalla passerella al trucco e al parrucco, coordinarle un pochettino con i tempi, con la musica e nulla, per poi vincere la più bella. Beh Antonia, allora chiedo a te, che tu sei un'esperta di bellezza, in sfilate come queste, anche perché poi non era neanche troppo semplice fare una sfilata, perché la sfilata è stata è avvenuta sulla sabbia. Sì, esattamente, è venuta sulla sabbia, però ci siamo adattati anche ad una pedana per non avere difficoltà con i tacchi, quindi è andata molto bene, le ragazze sono spigliate, si sanno muovere bene, sanno il fatto proprio e con il loro sorriso hanno catturato l'attenzione di tutti gli ospiti di questa serata. Beh, noi ti ringraziamo per l'intervista, ci ritroviamo prossimamente con nuovi concorsi, vero? Esattamente, per l'anno prossimo con Miss Bikini e perché no magari anche altri eventi, sempre con la collaborazione di Maurizio e di Antonia, di Event Manager. Grazie mille, ciao, streetnews.it. Streetnews.it, siamo qua, Beach Soccer Cicciano Show, ma adesso è il momento della moda, perché a fianco a me abbiamo la vincitrice di Miss Bikini 2018, Marina Passarelli. Ciao Marina. Ciao. Allora Marina, com'è stata questa esperienza? Raccontaci un po'. Una vittoria inaspettata. Ma oggi so che avete fatto un po' di prove, vero? Coordinate da Antonia Delle Cave. Giocatrici bravissime, di Essenzia, tutto molto bello. Beh, Miss Bikini prevedeva la sfilata in costume, tu che costume hai proposto? Victoria's Secret. Wow, ti sei ispirata un po' alla Victoria's Secret ed è stata forse l'arma vincente che ti ha portato alla vittoria. Sì. Beh, facciamo un saluto anche a streetnews.it. Un saluto a Street News. Moda, sport, show, tutto questo a Cicciano con il Beach Soccer. Streetnews.it, siamo ancora qui nell'arena che ha visto protagonisti loro, soprattutto loro, la squadra che hanno trionfato sono Kuwait di Nunzio e il presidente Nunzio Capolongo, bagnato ma felice, e qua abbiamo il bomber, colui che ha messo a segno più gol in questo campionato, Lucio Pastore. Lucio, dacci un po' le emozioni innanzitutto di questa finale, ma poi di tutto il torneo, cioè com'è andata, quali sono stati i passaggi fondamentali di questo torneo? No, diciamo che il torneo è stato bellissimo dall'inizio fino ad oggi, insomma, cioè per noi è stato il coronamento di tante battaglie, anche perché avevamo un po' l'amaro in bocca per quello successo l'anno scorso, che siamo stati anche l'anno scorso vicino alle finali. Bene, però insomma quest'anno abbiamo proprio messo la ciliegina sulla torta, insomma. Sono contento di aver giocato di nuovo con Nunzio quest'anno, perché è una persona che merita, al di là di tutto, è una grandissima persona, specialmente con me si è sempre messa a disposizione, quindi ho giocato col cuore per Nunzio, veramente ho giocato col cuore. Lucio, domando a te, venite un po' più avanti, il gol più bello. Stasera sono stati due gol belli, uno fatto dal nostro Bartolo in rovesciato e un altro dall'altro nostro avversario, sono stati dei gol bellissimi. Però a dire la verità ci sono stati tantissimi bei gol in questo torneo, veramente gesti tecnici molto molto belli. Beh, allora io dico solamente complimenti e soprattutto chiedo al presidente, ci ritroviamo l'anno prossimo? Sicuramente sì, siamo la squadra più forte dell'Agronolano. Grande, streetnews.it insieme ai campioni Kuwait di Nunzio Capolongo.
sono sempre belli questi momenti di gioia. Con te. No, Con te sono troppo belli. che hanno portato a trionfare una squadra su tutte, che è quella di Nunzio Capolongo, ovvero Kuwait. Ma quante squadre abbiamo avuto davvero in questo torneo Beach Soccer Cicciano Show, che è stato condensato da sport, ma non solo. Tu hai voluto fortemente anche creare uno show, uno spettacolo in questa edizione, e allora i complimenti vanno soprattutto a chi ha messo in piedi tutto questo, ovvero Lino Catapano insieme a tutto lo staff. Ciao, prima di tutto mi fa piacere che ti ritrovo sempre, perché finiamo sempre le interviste in maniera molto bella, molto brava. Quanta gente soprattutto. Tantissima gente, non me lo aspettavo. Infatti io la mia soddisfazione più bella è che sono venuti tutti i bar, le persone che hanno contribuito a questa manifestazione si sono venuti a ringraziare, sono venuti personalmente da me a dire hai vinto. Però io non penso di aver vinto, penso che ha vinto il popolo di Cicciano, perché credo che sono una delle milioni di persone che potrebbero organizzare cose belle a Cicciano, che ultimamente stanno mancando. Io spero solo una cosa: viaggiare insieme, che ci debbano essere tante persone come me che vogliono fare cose belle. Magari io la faccio 15 giorni, l'altro la fa tra 15 giorni, l'altro la fa a novembre, l'altro a dicembre, così. Assolutamente, anche perché tiene impegnato un po' tutto il paese, lo tiene bello vivo, armonioso, di gioia, di entusiasmo. Penso che Cicciano meriti molto di più di quello che ho fatto io stasera, sia nel piano sociale, sia anche come calcio, come sport. Siamo arrivati quasi nel baratro con lo sport, e dobbiamo, insieme a me vorrei persone che hanno la voglia di organizzare, di fare come me, e dobbiamo riportare Cicciano ad un certo livello come lo era prima. Mancano persone che ci mettono la faccia, che in prima persona non hanno paura di perdere, accettano le sfide e hanno la voglia di poterle vincere. Sì. Comunque complimenti ancora una volta anche da parte della redazione di streetnews.it, e con soddisfazione lo possiamo dire. Abbiamo detto partiamo da qua per costruire allora grandi progetti di sport e non solo, anche di sociale. Ci rivedremo presto, te lo posso mettere per iscritto. Grande Lino Catapano con tutto lo staff, complimenti. Grazie a voi. E ci ritroviamo presto. Beach Soccer Cicciano Show, ma che spettacolo!